Imbrattati i muri, le porte e le vetrine delle sedi dell'Agenzia delle Entrate, della UIL e di 3 sedi cittadine della CGIL di Vicenza in via Maganza, via Vaccari e il CAF, dove sono presenti i servizi fiscali e il patronato Inca, ma nel quartiere Ferrovieri non sono state risparmiate nemmeno le scuole. Medesime frasi hanno sporcato anche i muri della Loschi e della Maffei. Scritte Novax firmate dalla W rossa contenuta in un cerchio, che sono comparse stanotte ad opera di sconosciuti armati di bomboletta. Dure le reazioni a partire dai vertici della CGIL. Sconosciuti hanno imbrattato 3 sedi del CGIL a Vicenza, dove si trovano i nostri servizi fiscali e il nostro patronato. Si tratta di scritte intimidatorie contro di noi che respingiamo assolutamente. Noi rispettiamo le opinioni di tutti quando sono espresse in forma democratica e non di notte e con queste forme violente. Episodio stigmatizzato anche dalla UIL, che sottolinea che si tratta del terzo atto vandalico in meno di un mese. Intanto è caccia ai responsabili. Polizia e Digos visioneranno le immagini della videosorveglianza della zona.